In Veneto 640.000 persone non hanno un dottore di riferimento. Nelle aree disagiate lavorano solo 3 sui 10 che servirebbero. Parliamo dei medici di base che non si trovano, 377 gli ambulatori ancora scoperti nella nostra regione. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 12 gennaio 2023. La prima notizia del giorno riguarda la sanità pubblica, i fronti aperti, così scrive il Corriere del Veneto, i nodi della sanità. In primo piano un articolo di Michela Nicolussi Moro che racconta la difficoltà dei 640.000 veneti che sarebbero ancora senza medico di famiglia, nonostante la regione rispetto allo scorso ottobre sia riuscita a coprire 209 sedi sulle 586 scoperte, ricorrendo a incarichi temporanei assegnati ai giovani laureati e attualmente iscritti al corso triennale in medicina generale, quindi quelli che erano stati chiamati in modo anche non proprio rispettoso forse i dottorini, non ancora completamente formati quindi in medicina generale, che la regione aveva deciso di utilizzare per coprire appunto le zone carenti, aumentando il numero di pazienti che potevano assistere. Anche i medici di base, quelli completamente formati e operativi, hanno visto aumentare i propri pazienti da un massimale di 1500 a 1800, una decisione dello scorso anno della regione del Veneto, ma restano ancora comunque tantissimi buchi, tantissimi posti vacanti, 377 appunto gli ambulatori ancora scoperti, ai quali secondo la FIMG, la Federazione dei Medici di Medicina Generale, corrisponderebbero a ognuna 1700 assistiti. E quindi il conto è presto fatto: 640.000 persone che ancora non hanno il medico di base, il medico di riferimento. C'è una tabella pubblicata sul Corriere del Veneto con la percentuale dei posti vacanti sul totale di quelli banditi. In Veneto questa percentuale è del 53,8%. C'è poi il dettaglio provincia per provincia, anzi il dettaglio addirittura per ULS. L'ULS in assoluto messa peggio è quella di Belluno, con il 76% di posti vacanti sul totale di quelli banditi, subito dopo il Veneto orientale con il 75%. Insomma, un vero e proprio disastro per la sanità pubblica e per i cittadini veneti che restano senza medico di base. La notizia anche sul Mattino di Padova, con l'allarme della FIMG, appunto la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, 60.000 padovani senza medico di base, ne mancano 42 in provincia di Padova. 42 sono appunto le sedi vacanti. Mancano medici di base, scrive il Mattino di Padova. Nei prossimi anni i pensionamenti sfoltiranno ulteriormente la platea e quasi la metà dei posti nella scuola di specializzazione, che è di competenza regionale, rimangono vuoti perché non ci sono candidati. In provincia di Padova sono già 42 le sedi vacanti, sono oltre oggi 60.000 i padovani senza riferimento. Questo con tutte le conseguenze poi che ben conosciamo, quindi l'affollamento dei pronto soccorso, con tantissime persone che appunto vedono l'ospedale come unica possibile risposta ai propri problemi di salute, non avendo appunto essendo saltato il riferimento del medico di famiglia, e tanto altro ancora. Ma noi voltiamo pagina, proseguiamo con la rassegna stampa di oggi, piuttosto ricca di notizie. Allora, partiamo da la cronaca nera, in questo caso. Trovato morto nel fiume a 23 anni, fuggiva dal controllo della polizia. Nei giorni scorsi questa notizia era stata, diciamo, preceduta da appunto il timore che fosse andata proprio così, che fosse morto il ragazzo di 23 anni
di origine tunisina, era irregolare in Italia, aveva un decreto di espulsione. Ieri il corpo è stato ripescato nel Brenta durante la mattina. Oussama Ben Reb è il nome del giovane che martedì pomeriggio aveva fatto perdere le sue tracce dopo essere fuggito da un controllo della polizia a Ponte Vigo d'Arzere. Da anni viveva in Francia assieme alla moglie e al figlio di 1 anno. In Italia era appunto irregolare, aveva inoltre 2 precedenti di polizia per spaccio. A Padova era destinatario di un provvedimento di espulsione dello scorso novembre. Sulla morte del giovane però la procura ha aperto un'inchiesta. Gli amici infatti accusano la polizia, che smentisce la loro ricostruzione dei fatti. La notizia anche sul Gazzettino di oggi con la foto di Oussama, che aveva 23 anni, da 1 anno era papà. Il titolo: annegato mentre fuggiva ai controlli della polizia. L'amica, un virgolettato dell'amica di un'amica che dice è stato picchiato a Padova. Appunto ieri il ritrovamento nel Brenta del corpo del 23enne. Da parte della polizia c'è una smentita, il Gazzettino definisce secca, 0 riscontri, ma la procura apre un'inchiesta. Domani ci sarà appunto l'autopsia. Gli amici e la famiglia intanto lo piangono disperati. Voltiamo pagina, torniamo alla politica regionale. Torniamo dopo la notizia di ieri della bocciatura della mozione Veneto Pride per sostenere le manifestazioni dell'orgoglio LGBTQ+. Continua la polemica dopo le affermazioni pesanti e offensive nei confronti della comunità di alcuni consiglieri regionali di Fratelli d'Italia proprio nell'aula del Consiglio regionale, in particolare le affermazioni di Gio Formaggio, che ha parlato di persone travestite da cani e altre insomma affermazioni volte a sbeffeggiare e fare dell'ironia sulle manifestazioni del Pride. Insomma, oggi sui giornali del gruppo Gedi il deputato Alessandro Zan di Padova va all'attacco dopo le affermazioni shock di Gio Formaggio. Se Zaia tace vuol dire che è complice. Quelle di Gio Formaggio, secondo Alessandro Zan, sono parole che degradano il Veneto e le sue istituzioni. Il continuo tentativo dei consiglieri regionali di destra di trasformare in macchiette le persone gay, lesbiche e trans ogni volta che si discute di diritti è la prova di quanta strada ci sia ancora da fare, in particolare in Veneto, su questi temi, e quanto le istituzioni ancora discriminano i loro stessi cittadini. Dice Zan, e ancora: ho sentito pronunciare frasi aberranti sui Pride, ormai diventate manifestazioni di massa per rivendicare sempre più libertà e diritti. Alle decine di migliaia di giovani veneti che ogni anno partecipano ai Pride della nostra regione dico: teniamo duro e continuiamo a lottare, perché la storia darà ragione a noi e lascerà indietro chi oggi ancora ci insulta e ci deride. Voglio ringraziare tutta l'opposizione in consiglio che continua anche in quella sede a portare avanti proposte coraggiose come quella purtroppo bocciata di aderire alla rete Ready. E infine il deputato del Partito Democratico conclude dicendo: Zaia è d'accordo con le mostruosità dette dai suoi consiglieri regionali, se continua a tacere dimostra complicità e dimostra che le sue aperture sono solo specchietti per le allodole. Era un po' quello che si diceva appunto nella giornata, nella puntata di ieri di Sveglia Veneto. Proseguiamo ancora con la rassegna, una notizia flash di economia. Il 12% del PIL del Veneto dipende da lavoratori stranieri, è una statistica della Fondazione Moressa. Sono riconducibili agli immigrati 17,2 miliardi di euro di valore aggiunto. I contribuenti nati all'estero versano 1 miliardo di IRPEF qui in Veneto. Per quanto riguarda i nuovi ingressi per lavoro, sono in testa Marocco, Cina e Stati Uniti. Poi tante altre statistiche della Fondazione Moressa, ma proseguiamo ancora per parlare di PFAS. La notizia sul Corriere del Veneto: saranno previsti
test a chi vive in zona arancio, ma saranno a pagamento. La regione infatti estende gli screening al costo di 90 euro. I comitati sul piede di guerra in questo modo si disincentivano le famiglie, perché il test a 90 euro è troppo caro. Le aree coinvolte sono quelle appunto dei comuni della zona arancio, 12 comuni, quasi tutti nel Vicentino, più San Bonifacio in provincia di Verona. Di cosa si tratta? Cos'è questo test? La possibilità di effettuare le analisi per individuare il dosaggio di sostanze perfluoroalchiliche presenti nel sangue, quindi un test molto importante naturalmente per chi volesse conoscere, appunto almeno essere informato rispetto alla presenza di PFAS nel proprio sangue. E questo test, questa possibilità introdotta a pagamento al costo di 90 euro per i residenti della zona arancia, appunto è giudicata troppo onerosa, troppo caro il costo, e così si disincentivano le famiglie, dicono i comitati. Difficile dare loro torto. Chiudiamo con altre due notizie flash, una dalla sanità. Trapianti, parliamo di trapianti. L'anno scorso in Veneto il record di potenziali donatori. La notizia sul Gazzettino che cita i dati del CRT, il coordinamento regionale per i trapianti del Veneto. Nel 2022 sono stati 295 i trapianti contro i 285 del periodo pre-Covid. Il numero delle opposizioni è più basso della media italiana, solo il 25%, e quindi sono il 75% la percentuale di veneti che dal 2012 ad oggi, al momento di richiedere o rinnovare la carta d'identità, ha registrato la dichiarazione favorevole di volontà sulla donazione di organi. Per la precisione si tratta appunto in questi 10 anni di 742.765 cittadini. A opporsi invece sono stati 250.223 cittadini. L'ultima notizia di oggi, ancora una notizia flash, riguarda il caos passaporti nelle questure. Pensate, fino a 6 mesi per ottenere il rinnovo di un passaporto. Le cause sono varie: l'arretrato Covid, la Brexit e anche controlli approfonditi che appunto vanno eseguiti, sono imposti dalla legge, come spiegano i questori. La legge impone che si accerti l'inesistenza di situazioni ostative come provvedimenti che vietano l'espatrio, quindi ritardi lunghissimi, nonostante gli uffici anche in alcuni casi abbiano allungato gli orari. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.